La Unet Iwork Busto Arsizio passa 3-1 sul campo della Savino del Bene Scandicci, prendendosi la sesta vittoria in campionato e condannando la formazione toscana al secondo KO consecutivo dopo quello di mercoledì contro Conegliano. Sconfitta dolorosa per la Savino del Bene, affossata dai colpi di una Gennari da 19 punti e dalle giocate dell'ex di turno Alexa Gray, protagonista dei 25 punti decisivi per il successo delle Bustocche. Per la Savino del Bene l'amarezza della sconfitta è acuita dall'andamento della gara, dato che la formazione scandicese era passata al comando dell'incontro vincendo il primo set per 27-25. Dopo aver rincorso praticamente per tutto il primo set, la Unet Iwork Busto Arsizio si è imposta nettamente nel secondo, aggiudicandosi la frazione per 17-25. Anche nel terzo set Busto Arsizio ha sempre condotto nel risultato, vincendo per 20-25. Nel quarto set è arrivata la reazione di Scandicci che, andata sotto nelle prime fasi, ha pareggiato sul 9-9 ed è andata anche avanti di 3 punti. Il finale di quarto set ha visto però rientrare Busto Arsizio che dopo il pareggio sul 18-18 firmato da Mingardi ha avuto le energie per prendersi la vittoria di set sul 23-25 con il colpo decisivo firmato da Stevanovic. 3 punti per Busto Arsizio e prima sconfitta per 3-1 nel campionato di Scandicci. Mercoledì prossimo la Savino del Bene proverà a rialzarsi nella trasferta in casa di Perugia. Sì, è una gara molto importante per noi perché dobbiamo fare meglio che l'anno scorso, allora ogni partita giochiamo come una finale e questa squadra di Scandicci è molto forte, allora ci siamo preparati bene, lavorato bene in palestra e sono contenta, abbiamo avuto tantissima pazienza, sono stati bellissimi punti e bella pallavolo da vedere. E anche complimenti alla mia squadra perché è tenuta alto livello tutta la partita, perché ci vuole contro la squadra come Scandicci.